Cosa succederà? È difficile capirlo nel mondo del progetto, ci sono varie posizioni. Ieri, dialogando con Luigi Presidenza Puglisi, critico e amico di architettura, si diceva che tutte le previsioni sul futuro sono sempre errate, sbagliate. Non sarà così, sicuramente in questo momento ci sono molti esperimenti e anche qualche idea di progetto che può sembrare ingenua, ma riguarda soprattutto la sostenibilità, l'usa e getta, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista, al di là del design, che potrà essere strategico sicuramente, come ha scritto Cancellato e tanti altri, Micelli e tanti altri, sul Sole e su altre quotidiani, secondo me il progetto dovrà in qualche modo tener conto di questa pausa e la mia riflessione personale è che il superfluo e l'inutile sicuramente si sono palesati in questi più di 40 giorni, insomma in questo freeze come mi piace chiamarlo. Quello che riesco a capire, intervistando tutti i giorni nelle dirette Instagram molti amici architetti, è che ci sono posizioni contrastanti, ci sono coloro che dicono che dovrebbe essere la politica a fare dei piani Marshall di ripresa e quindi il progetto entra contestualmente, altri che dicono non succederà niente perché si trova il vaccino e in qualche modo torneremo al lavoro usato, citando il poeta. Secondo me sarà un po' una via di mezzo, ci renderemo conto che alcune cose non andavano bene, sicuramente. Si spera di avere un po' più di coscienza civica, ecco, quantomeno, al di là delle colpe o non colpe. Sicuramente il progetto sarà strategico, fa specie che in alcuni tavoli di ripartenza non ci siano architetti, questo va detto, dovrebbero esserci, lo dico da non architetto ma da persona che divulga o cerca di divulgare il progetto. Detto questo, ripeto ancora una volta, non si riesce in questo momento a dare la forma a ciò che sarà il progetto, cioè i tavoli distanziati o le spiagge distanziate sono un'emergenza del momento, però sicuramente non sono un panorama, secondo me, di riferimento. Andremo probabilmente a definire nuovi spazi pubblici, nuovi spazi uffici, eccetera, eccetera, però mi sembra che in questo momento non ci siano ancora le idee molto chiare. Per chiudere questo mio breve discorso, mi ha fatto molta impressione, faccio anche parte, diciamo così, di qualche tavolo di lavoro dove gli architetti in qualche modo si fanno parte diligente per portare avanti delle istanze assieme ad altri professionisti. Ecco, quello che mi piace pensare in questi giorni è proprio questo, cioè un'idea di cartello partecipato di competenze, di intelligenze e di esperienze per arrivare a definire cosa sarà la forma della città del futuro, come dovrà essere il progetto relativamente alle risorse del pianeta e alla convivenza degli esseri umani.